Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Oggi in questo video vi svelo cosa manca per chiudere Kevin De Bruyne. Attenzione perché la fiducia è totale e vi do aggiornamenti anche riguardo Jonathan David, una delle trattative che sta tenendo banco in casa Napoli. Detto questo, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora, mentre continua la lotta per lo scudetto con l'Inter di Simone Inzaghi, il nostro Napoli si muove per 2 colpi a parametro zero. Aurelio De Laurentiis vuole alzare l'asticella del Napoli ed è in trattativa avanzata per Kevin De Bruyne, ma ha aperto anche i dialoghi con Jonathan David. Per il canadese la trattativa è più complessa, come riferito anche da Alfredo Pedulla, ma certamente gli azzurri puntano anche all'attaccante. Starebbe crescendo quindi la fiducia per Kevin De Bruyne. Il nostro direttore sportivo Giovanni Manna lavora al colpo da oltre un mese e ha già incontrato il giocatore per parlargli del progetto Napoli. Un progetto che può convincere De Bruyne, che continua a mandare segnali incoraggianti. Si punta a sistemare la questione logistica, quindi della famiglia, e per il contratto si va avanti. L'offerta sarebbe di 2 anni più opzione per il terzo per il classe 91, che si svincolerà, ricordiamo, dal Manchester City al termine di questa stagione. Mentre l'attaccante canadese che andrà via dall'1-0 è nel mirino di diverse società, tra cui l'Inter, ma il Napoli, signori, sta facendo sul serio. Gli agenti infatti sono stati in città nei giorni scorsi per iniziare i dialoghi con la dirigenza partenopea. A differenza di Kevin De Bruyne, per cui la trattativa è ben avviata, con Jonathan David ci sono diverse questioni ancora in ballo. Tra queste la richiesta di una clausola rescissoria da parte del giocatore. Sono stati giorni di contatti, non per chiudere ovviamente, ci tengo a dirvelo, ma per capire le volontà soprattutto dell'entourage. Quel che è certo, signori, tuttavia, è che De Laurentiis è al lavoro per 2 colpi da Champions League, per 2 colpi in grado di far alzare notevolmente la qualità del Napoli in vista della prossima stagione. Prossima stagione dove il Napoli competerà su più fronti, soprattutto in Europa con la Champions League. E speriamo tutti, ovviamente, alla guida di questo Napoli stellare. Speriamo appunto di vedere, ecco, quindi Antonio Conte. Detto questo, signori, questi erano gli ultimi aggiornamenti su De Bruyne e su Jonathan David, 2 colpi clamorosi. Ditemi cosa ne pensate. Grazie per essere stati con noi.